rinnovo il benvenuto a tutti a questo primo incontro della seconda parte dell'edizione estiva del Grand Central Literary Festival. È un piacere per me vedervi così numerosi questa sera e vi ringrazio di essere qui, come ringrazio anche chi ci sta seguendo da casa, appunto tramite la diretta sul gruppo Facebook di Mestre Mia. Abbiamo il piacere di ospitare questa sera la poetessa veneziana Anita Menegozzo, che vedete pronta sotto la cassa perché ci partirà subito con una piccola sorpresa per voi. Tutta la serata sarà ricca di sorprese, a dire la verità, perché con Anita non bisogna mai dare niente per scontato, ma bisogna sempre aspettarsi qualcosa di strano, di diverso dal solito. È veramente un piacere per me presentare Anita, anche perché rappresenta il primo dei 4 incontri che sono stati inseriti nel palinsesto delle città in festa per il Comune di Venezia. Quindi questo grande contenitore di eventi che prevede appunto per la prima volta anche il nostro festival all'interno. Quindi grazie, un piccolo riconoscimento di tanto lavoro. Chiamerei qui con me per una piccola presentazione anche Andrea Sperandio, presidente di Mestre Mia, perché ha anche lui qualcosa da dirvi. Ciao Andrea. Ciao Silvia, grazie per avermi dato la parola. Un saluto a tutte e a tutti. Io sono Andrea Sperandio, sono il presidente dell'associazione Mestre Mia e anche per me è una sorpresa essere qui in questo momento con il microfono per questa comunicazione che mi è stata comunicata da poco da Anita. Allora Anita questa sera leggerà 11 poesie e saranno 11 meravigliose poesie. Perché sottolineo questo? Perché Anita avrebbe piacere che voi in qualche modo memorizzaste, diciamo, queste 11 poesie e ne sceglieste 3. Ecco, 3, perché queste 3 poesie poi sono quelle che saranno selezionate e verranno lette in occasione della maratona di voci contro la violenza sulle donne, la 5ª edizione che Mestre Mia farà all'auditorium dell'M9 per il 5º anno consecutivo. Anita è invitata, era presente anche l'anno scorso, quindi queste 3 poesie che vi piaceranno di più saranno anche lette in quell'occasione. In quell'occasione saranno 9 ore di maratona nel quale succederà un po' di tutto, quindi ci saranno artisti, ci saranno poeti, scrittori, ci saranno una partecipazione, diciamo, del tessuto sociale cittadino, e quindi vorremmo sensibilizzare un po' la città e tutte le categorie, diciamo, su questo grave fenomeno. Quindi ecco, facciamo tutti quanti molta attenzione. Io intanto colgo anche l'occasione per ringraziare Silvia, e noi siamo felicissimi di dare il nostro contributo per questa diretta, perché sappiamo che poi da casa comunque, se non è in diretta ma anche in differita, e questo è un evento che è molto seguito, sta crescendo, e quindi colgo l'occasione sicuramente per fare i miei personali auguri a Silvia e congratulazioni per quello che sta facendo di buono per questa città. Grazie ancora. Grazie. E buon ascolto. Grazie Andrea, sempre belle parole nei miei riguardi. Ringraziamo piuttosto Lucia Guidorizzi di essere qui con noi questa sera, di aver accettato la proposta di moderare l'incontro, quindi grazie mille per la tua disponibilità, grazie. E abbiamo con noi anche Elvira Naccari, in rappresentanza di Voci di Carta, che ci darà anche lei un assaggio delle poesie di Anita, quindi grazie per essere qui con noi questa sera. Ora che dire, mi tolgo, vado dietro le quinte e lascio la parola a qualcun altro. Abbiamo bisogno del vostro respiro sul collo
e di un silenzio denso per l'attesa, di quella vostra fame che ci sfida e che cala su di noi come una frusta e incide sulla pelle della schiena. Dacci il tuo meglio o taci. A volte ci chiediamo, ma che si può mai dire meglio di quanto sia già stato detto? Qualcosa niente male, ma scritto molto bene, un po' per forza, un poco per mestiere. Ma quando e se riesce quel mistero di chiudere un silenzio dentro un libro e voi ci dite grazie di quella notte in bianco, di aver provato a farlo, allora, per lo spazio di un momento, sappiamo per che cosa siamo al mondo e che ultimo gesto che faremo sarà tuffar la penna nell'inchiostro. Ma voi leggete sempre al nostro fianco perché voi siete parte di ciò che di prezioso ancora non fu scritto. Bene, buonasera a tutti. Questa sera sarà una sera un po' particolare perché faremo un esperimento. In genere le presentazioni seguono un ordine canonico e strutturato in cui si leggono i testi, li si commenta, si cerca di mettere in luce la biografia dell'autore. Invece noi vogliamo fare una cosa diversa. La letteratura e la poesia cominciano ad essere apprezzate spesso quando l'autore non c'è più e quindi il valore della parola è postumo. E noi vogliamo fare un'operazione postuma in presenza. Perché? Perché a volte l'ego ipertrofico di molti poeti esonda e porta a soffocare anche il valore della parola, ottunderlo, no? Ci sono eghi straripanti che sentono la necessità di dover raccontare e raccontarsi gli intenti, le motivazioni di quello che è stato scritto. Come dice Anita, salgono sulla seggiola come in occasione di Natale, della cena di Natale, sui loro versi e indulgono moltissimo, si crogiolano in una sorta di autocompiacimento. E allora, parlando con Anita, ci chiedevamo: può la parola essere legittimata da se stessa senza nessun bigliettino di presentazione? Sì, perché oggi sperimenteremo proprio questo. La parola può attraversare i confini e essere garante di se stessa senza tante infiorettature o digressioni sulle intenzioni dell'autore. La parola è già eloquente anche nel suo silenzio e infatti giocheremo su questo esperimento. Ecco, allora adesso Anita sarà bendata perché giocheremo anche sulla aleatorietà e sulla casualità. Qui c'è un cappello, dentro ci sono le poesie di Anita che farà pescare al pubblico e le leggeremo nella sequenza in cui vengono pescate, via via, quasi come fosse una pesca misteriosa. L'aleatorietà è il sapore e il sale della vita. Perché? Kairos è il dio dell'occasione, dell'opportunità. E come si presenta Kairos? Con un ciuffo di capelli davanti e rasato sulla nuca, perché le occasioni si acciuffano al volo. Se non sappiamo prenderla al momento opportuno, l'occasione sfila via. Kairos è una divinità instabile, cammina su dei pattini, sul filo del rasoio. E quindi adesso iniziamo questa pesca miracolosa e vediamo che cosa succede. Allora via via che verranno pescate
c'è un filo rosso che le lega questi testi, però io non vi dico nulla, magari trovatelo voi. Leggo degli appunti di Anita. Perché la storia si compia, perché la poesia nasca, perché un seme dia frutto, deve prima passare l'inverno. Tutti dovremmo saper vivere senza risultati evidenti in vita, i poeti più di tutti gli altri. Ecco, è stato. Chi le ha prese? Buonasera. La poesia scelta, la prima poesia scelta si intitola Leggerla. Deve imparare a leggerla una donna per capirla. Leggi però una pagina per volta, senza correre avanti oltre gli eventi. Se puoi, segnati al lato qualche nota, può sempre venir buona quando l'avrai fraintesa. Frena la tua impazienza e quell'intransigenza nervosa delle dita che a volte strapperebbero la carta, o peggio, strapperebbero la stoffa. Se poi qualcosa ancora non ti torna, ritrova il vecchio punto di partenza. Ritrova l'innocenza mai perduta. Rivedi qualche riga trascurata o letta troppo in fretta. Per ogni bella pagina strappata, procurati ago, filo e un po' di colla. Dopo che l'avrai letta tutta quanta, saprai di non averne mai abbastanza. Così la prenderai sulle ginocchia, la testa proprio contro la tua spalla. La luce della lampada, spietata, le scriverà sul viso la stanchezza, ma non l'avrai mai letta così bella. Né porte né finestre. Ci capita
capitava a volte di svegliarci nel cuore inesplorato della notte e da furor di baci l'un l'altro aprirci gli occhi. E ci era così dolce reincontrarci in sogni senza porte né finestre, il letto appollaiato in cima ai rami, per tegole le nuvole o le stelle. Ancor più grato a entrambi quell'appagato e lento riassopirci, ma il cielo steso sopra le nostre teste. Non mi ricordo che colore avesse. Anima, insieme con la porta mi apristi le tue braccia, mi offristi quel dolce alla ricotta fatto con i rimasugli della pasta. Tacemmo a lungo l'una accanto all'altra di tutto ciò che veramente importa, ma dissettammo invece, oltre misura, sullo spessore giusto della sfoglia. Fattasi sera, accanto alla tua stufa mi hai distillato dritte nell'orecchio le sole 3 parole che non ti avrei mai chiesto. Un'anima non muore, tu mi hai detto. Un fulmine caduto a ciel sereno mi avrebbe fatto molto meno effetto. Un'anima non muore, sicuro come il sole il giorno appresso. Ho ancora ben presente quel piglio del tuo sguardo, quel gesto risoluto del tuo collo. Ed io, che in generale non mi espongo su un argomento quando è controverso, feci solenne un cenno con il capo, come gesto d'assenso. E adesso sono qui, che mi assaporo quest'anima che porto sempre a spasso e che allontana il buio come un tizzone acceso avanti al passo. Effimere, forse è troppo alto. Così imperversa il tempo sulle donne, le fa danzare al ritmo delle lune, le tiene sulle corde, le segna con le rughe, come si fa ai muri delle celle.
Così imperversa il tempo e le rincorre giù per le scale dopo mezzanotte, illusa di sfuggire alle sue voglie, e ne scolpisce i corpi più e più volte a colpi di per sempre e di non oltre. Scompiglia il tempo, il volo delle donne, come il vento d'autunno a quello delle foglie, da fare quasi invidia alle farfalle. Mai più. Mai più mi perderò tra cembali e violini, che prima o poi, si sa, verranno meno. Io voglio affezionarmi ai tuoi difetti per riconoscerti ogni volta che li vedo. Sarai quell'abitudine che io mi sono scelto, quel volto amico, quel cuscino accanto. Farò la guerra a ogni brutto sogno, dipingerò tutte le nostre notti in bianco. Saprò darti di slancio ciò di cui tu non sai di aver bisogno. L'amore non è altro che il più descritto fra tutti i nostri atti di egoismo. È una folle scommessa col destino, un patto privo di ogni raziocinio, che se ti fidi tu, chissà se quasi quasi anch'io mi fido. Avvertito. Mi avevano avvertito dei ciottoli roventi che mordono i talloni a chi va inerpicando sul sentiero. Mi avevano parlato del male di partire, secondo solo a quello di tornare, senza trovare neanche un nido intero. Mi avevano accennato degli alberi che parlano da soli e della strana forma delle nubi. Mi avevano avvisato della quieta frescura delle chiese, di certe voci roche come pietre, di cori antichi quanto i muri a secco. Ma avevano taciuto tutto il resto. Quello speciale tipo di silenzio di certe donne nate senza tempo, capaci a ricamare il pane fresco come se fosse un pezzo del corredo. Nessuno mi ha descritto il loro gesto, rude e intenerito, di scompigliare il ciuffo in fronte a un figlio che è diventato grande troppo presto. Contrattano ogni giorno col cielo da un altare, armate solamente di fiori di candele, per l'anima che scende, così come per l'anima che sale.
Avvertito. Brezza. La brezza che avvolge la vecchia terrazza, solleva e rigonfia la stoffa a una tenda. C'è un'aria diffusa di cose di casa, di magica attesa. Si affaccia alla soglia una donna, entrambe le mani alla schiena, e come una lupa sorride alla luna, perché non c'è femmina gravida in terra che finda che il sole tramonta non abbia perfetta certezza dell'alba. Estro. Accade che nel cuore della notte mi incrini il dormiveglia un verso a briglia sciolta. Se non lo inchioderò con la mia penna, andrà a bussare certo a un'altra porta. Più volte lo ripeto come in sogno, decisa a ricordarlo ad ogni costo, per annotarlo appena sarà giorno. Ma so fin troppo bene che ogni sforzo non sarà sufficiente a catturarlo. Così, come un bambino in preda al pianto, sfinito dai singhiozzi, si arrende e cede al sonno, io pure, rassegnata, mi assopisco, cullata dolcemente da quel verso che, ancor prima che nato, è già disperso. Se non guardiamo in basso. L'ultima poesia, se non guardiamo in basso. Prego. No? Chi è che ne ha ancora? Ancora due. Speriamo che non siano fuori il programma. No, in prima battuta no. Comunque andiamo avanti, dai. Se non guardiamo in basso. Le donne più potenti che ho incontrato, che siano incorniciate, appese ai muri, o che siano scolpite sugli altari, solitamente levitano lievi da non sfiorar la terra con i piedi. Sovente vanno in giro senza veli o a volte dentro a gran mantelli azzurri e nascono e rinascono insistenti da dei, stanchi di vivere da soli, da costole di maschi sprovveduti,
da valle appena schiuse di molluschi. Si dice prediligano le grotte, frequentano le stalle e le foreste e i libri di leggende. Sono di poche parole, eppure spesso vengono fraintese. Cassandre inascoltate non possono morire, solo cadere come addormentate e attendere di essere svegliate da chi avesse il coraggio di cercarle. Non possono soffrire né porte chiuse a chiave, né frutti che non possano mangiare. Le donne sono un mito surreale, l'archetipo che tutti ci contiene, un ponte di cordame sul sublime che se non guardi in basso ti sostiene. Speriamo. Sì. No, ma Cristina l'ho già detto, no? Cristina. Chiedo scusa per l'errore. Cestino. Ricordo un cestino da taglio e cucito. Con grazia De Cigno spiegava le ali di legno e dentro, scomposti da moto perpetuo, arnesi per ogni tipo di rattoppo e rammendo. Ancora la vedo, chinava lo sguardo sul grembo ed io mi covavo con gli occhi quel suo far sul serio come si fa solo per gioco. Serrava le labbra sul filo, brandiva l'ago con l'occhio sinistro socchiuso come fa ogni arciere dai merli del proprio castello. Col tempo quel gesto è andato facendosi raro e più lento e poi sempre meno preciso, finché non si è spento. Un nodo ben stretto e uno strappo, e adesso è il mio turno di vivere appesa ad uno spillo, a far srotolare pian piano un rocchetto. Ma finché il cestino da taglio e cucito rimane lo stesso, non ci sarà punto o rammendo che non riesca più che perfetto. Perfetta. Non già perché Venezia sia perfetta, sarebbe ancora troppa poca cosa. L'amiamo all'alba come nella sera, per quanto intensamente è così rosa, per quella grazia intima e straniera con cui sa drappeggiarsi intorno all'acqua quasi fossero lembi di una vestaglia, per quel suo eterno bacio sulla soglia che se tocchi la porta è ancora calda. Lei ti accompagna perché tu ti perda, poi ti sbadiglia in viso la sua piazza.
E come è andato l'esperimento? Come vedete la forza motrice dei versi di Anita si commenta da sé, non ha bisogno di aggiunte, di didascalie, di delucidazioni. Il percorso ruotava intorno al femminile è anche Venezia, una città plurale come tutti i volti di donne che appaiono nei versi di Anita, donne forti, coraggiose, silenziose, che riescono a comunicare senza aggiungere troppe parole. Quindi questo esperimento insegna che anche in poesia non bisogna diffondersi troppo nello spiegare i motivi della scrittura. La poesia è mistero e deve rimanere un segreto, ci arriva al cuore solo quando noi sappiamo ascoltarla. Grazie. Se qualcuno ha delle curiosità o vuole aggiungere qualcosa, ma andrebbe contro l'esperimento, forse. Elvira Naccari mi ricordava che le poesie vanno scelte, no? Per questo, come aveva anticipato prima il discorso, no? Leggendo i titoli come facciamo? Chiedono di risentire i titoli per farsi venire in mente. Vi ricordate allo Zecchino d'Oro, prima di votare facevano il ritornello, la canzone breve per ricordare. Voti da 1 a 10. Allora, come facciamo? Le leggi una strofa, vola via tutto. Sì. Allora, io vi leggo i titoli e un paio di versi, così avete possibilità di ricordare, ok? Se non guardiamo in basso, le donne più potenti che ho incontrato. Brezza, la brezza che avvolge la vecchia terrazza. Leggerla, devi imparare a leggerla, una donna, per capirla. Anima, insieme con la porta, mi apristi le tue braccia. Mai più mi perderò tra cembali e violini. Avvertito, mi avevano avvertito dei ciottoli roventi. Effimere, così imperversa il tempo sulle donne. Cestino. Ricordo un cestino da taglio e cucito,
perfetta. Non già perché Venezia sia perfetta. Estro. Accade che nel cuore della notte mi incrini il dormiveglia. Né porte né finestre. Ci capitava a volte di svegliarci nel cuore inesplorato della notte. Finisce qui. Avete memorizzato? Visto che non avete tempo di pensarci a caso. Fate l'ultima Quella registrata? Un'altra carrellata. Quella registrata. Ha già votato. Come si fa? Come procediamo? Cioè dobbiamo dire i tre che abbiamo preferito, per esempio il primo tavolo? Allora, le nostre tre preferite sono Effimera, Brezza e Se non guardano in basso, se non guardiamo in basso. Nessun altro? Allora, noi abbiamo votato individualmente. Io ho messo Effimere, Estro e Se non guardiamo in basso. Penso come lei, Effimere e Se non guardiamo in basso, però poi ho messo Cestino. Ma se non guardiamo in basso lo so. La vostra terza qual è? La loro terza. Guarda. La terza. La vostra La nostra terza se non guardiamo in basso. Se non guardiamo in basso. Qui tre. Qualcun altro? Allora, questo signore qui. avvertito. Effimera. E Cestino. Grazie. Quella registrata. Hai fuori concorso la più bella. Allora, anima, avvertito e la terza? Leggerla. Leggerla. Dai, leggerla. È più per me. Basta. Allora, io avvertito, Cestino e la poesia su Venezia. Non mi ricordo. Avete sentito tutti i titoli anche se non parlavano al microfono, vero? Che dopo non pensate che imbrogliamo. Altre votazioni? Anima, avvertito e Cestino. Se non guardiamo in basso, estro.
Ho già una vaga idea di quali saranno le vincitrici. Se non guardiamo in basso, e poi se posso, continua con la Cestina, Brezza e Venezia. Giustamente. Sì, basta dire un titolo diverso e sballa subito. Arrivano altre votazioni. Aspetta che sono lontana e vi vengo vicino col microfono. Agua e filo era Cestino. No, se va bene. Su quella sull'amore. Quella sull'amore. Non si ricorda il titolo esatto. La seconda. La seconda che è stata letta? No. Si ricorda i versi il signore addirittura? Io mi fido perché tu mi correggi. Finisce con una frase simile ad anch'io ci cado. Mai più? Mai più. Proprio l'amore mai più. Cioè. Né porte né finestre. Devo dire che le persone si prendono gli appunti, cioè non hanno lasciato niente al caso. Se non guardiamo in basso. Questa, se non guardiamo in basso, mi sa che ci sei, Anita, con la classifica. Qualcun altro che vuole votare? Maurizio? Se non è proprio possibile votarne 5, devo eliminare. Devi scegliere. Con chi resteresti nell'isola? Né porte né finestre, Cestino e Verso e Estro. Abbiamo ancora un intervento dall'altra parte della veranda. Scusate, mi dimentico sempre che fischia. Il mio, né porte né finestre, Estro, perfetta. Ah, parer suo è proprio quello che volevamo, è il parer suo. Hai preso nota? Perfetto. Abbiamo ancora una votazione. Io ho Cestino, Estro e mai più. Cestino, Estro e mai più. Aspetta che non so se... Hai l'ultima votazione della signora Cestino, Estro e mai più. E poi abbiamo un'altra votazione. Sì? Ha aperto fino a mezzanotte qua, non c'è problema. Possiamo restare. Vuoi le altre tre? Anima, Verso, l'ultimo non c'è il titolo ma finisce con se
Fine quasi uscito anch'io. Anima, verso e mai più. Estro, perché qualcuno l'ha chiamata verso prima e continuamente. Estro, sì, sarebbe estro il titolo. Sì. Se no invalidiamo la votazione. Anita, pronta a scrivere? Abbiamo ancora? Ancora uno. Allora, se non guardiamo in basso è fine. Ok, ne ha scelte due, è stato più scelta ancora più precisa. Ne hai di materiale per la tua maratona di novembre, Andrea? Perché siamo appena a settembre, ma io so che tu stai già organizzando tutto, perché ovviamente non si può proprio aspettare l'ultimo momento. Hai 9 ore di diretta streaming. Lo so. Sto facendo tipo le medie matematiche, cioè non mi ricordo neanche più. Vuoi dare la classifica finale? In testa abbiamo Cestino con 8, poi 7 pari merito, Effimere e Estro. Siccome sono pari potete dirne un'altra, cioè La quarta che sarebbe la terza. La quarta, Noi guardiamo in basso forse. sì. Allora, Cestino, Effimere, Estro, e se non guardiamo in basso. Io volevo chiedere una cortesia. So che articolo male le parole, ma una sola. Una ve la volevo leggere io. Vedete? Lì no, devi andare sull'altro, perché qui proprio... Dai, facciamo chi conta più stelle. Sono vicine che par di toccarle, quasi più delle case, giù a valle. I bambini hanno gote mai viste più accese, prese da una benefica febbre, le manine protese. Ma le stelle sono tante, ma tante, che perfino imprestarci null'altro le dita, chi potrebbe contarle? E a che mai servirebbe? Come lucciole all'alba saranno già spente. E così, dopo neanche un istante, sono già tutti affacciati alle vette a contare lanterne di case, di chiese, di stalle, a contare pecorelle come angeli intorno a un presepe. Mentre il cielo schiarisce, una voce alla volta si tace, chi assopisce a manina, chi ingroppa alle spalle, ma il più piccolo ancora resiste, tenace, nonostante le palpebre chiuse, a contare, anziché pecorelle,
tutte quante le stelle rimaste. Ho fatto bene a far leggere le poesie a lei, perché proprio non ho fiato. E una poesia senza fiato non vola. Grazie Anita, è stato quasi commovente sentirti leggere la tua poesia, molto emozionante, e penso che la serata sia stata per tutti molto gradita. Ti ringraziamo e vi ricordo che sono disponibili qui le copie del libro di Anita, e anche non solo quello di questa sera ma anche gli altri, quindi se volete venire poi qui avvicinarvi al tavolo anche solo per consultarli, avvicinatevi pure e magari approfittate della presenza di Anita per farveli anche dedicare, autografare, oltre che per voi potrebbero anche essere un'ottima idea regalo per qualcuno dei vostri amici più cari. Detto questo, mitica, ringrazio ovviamente. Sì? È Natale, sì, aspettiamo ancora un pochino, dai, però mettiamo le mani avanti, magari nei supermercati ci sono già i pandori probabilmente. Ringrazio Elvira Naccari per Voci di Carta, per le tue letture, grazie Elvira. E ovviamente Lucia Guidorizzi, che con la sua competenza e professionalità ci ha proprio incantato con poche parole ma tutte molto lucide e dirette. E ringrazio ovviamente Anita di nuovo, che mi ha scelta tra diversi festival letterari per venire qui a presentare, quindi grazie, è un piacere averti ospitata. Sì, sei venuta qui, mi hai fatto leggere le tue poesie. Sì, Anita si è venuta qui una sera mentre era in corso un'altra presentazione, ha aspettato che finisse e mi ha sottoposto alla sua attenzione. Volevi dire qualcosa? Ah, ok. Qualcuno, grazie di essere stato con noi. Anita non la lascia andare via, quindi deve salutare. Un saluto. Io sono quello che è fortunato di aver pubblicato le poesie di Anita. Grazie. Ah, non sapevo che fosse presente l'editore. Grazie. Grazie mille. Grazie sempre a Mestre Mia, a Chico e ad Andrea per aver fatto sì che anche chi è a casa stasera ci potesse seguire. Grazie a voi per aver riempito il parterre, la veranda di Grand Central, e al tempo che ci ha graziato, perché a quanto pare l'ultima serata possibile per fare qualcosa fuori era proprio questa. Il festival continua, abbiamo altri 3 mercoledì in cui sarei molto felice di rivedervi, sempre alla stessa ora, 18:45. Settimana prossima tocca a Pierluigi Rizziato, che probabilmente molti di voi conosceranno, giornalista del Gazzettino e scrittore, veramente un nome importante. La settimana dopo avremo Maria Cristina Benetti, invece alla sua opera prima come romanziera, quindi avrà sicuramente piacere di avere molto pubblico a seguirla. E chiuderemo con Jacopo Molinari, l'autore, senza togliere nessuno dei precedenti, ma il più giovane di questa rassegna, quindi anche per lui sarà sicuramente un piacere
vedervi in tanti, perché ovviamente avrà bisogno di sostegno ancora di più. Vi ringrazio per essere stati qui, la serata per chi vuole continua, Grand Central rimane aperto per aperitivi, cene e quant'altro, quindi state con noi e ci vediamo comunque mercoledì prossimo. Un saluto a chi ci ha seguito da casa, grazie a tutti, buon proseguimento di serata.